Ci aspettiamo di arrivare alla verità e banalmente di avere giustizia, banalmente che si parli di Elisa e non di lui, non delle sue capacità, ma di una ragazza che ha sofferto tremendamente, che è morta in una maniera indescrivibile e del dolore che questa famiglia non potrà mai superare. Così l'avvocato della famiglia di Elisa Campeole nella prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise, presente per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie, Fabrizio Biscaro, che è rimasto per tutto il tempo impassibile, nessuna emozione. In apertura di procedimento il difensore del 37enne, Rosa Parenti, ha inoltrato nuovamente la richiesta di cancellazione delle aggravanti per poter accedere all'abbreviato, che però è stata negata. Biscaro il 23 giugno 2021 uccise con una trentina di coltellate Lisa Campeola, la 35enne che aveva deciso di trascorrere una giornata in relax sul Greto del Piave. Uccisa barbaramente mentre stava prendendo il sole, colpita senza lasciarle scampo. Rimane pericoloso socialmente ed attualmente si trova presso il REMS di Nogara. È capace di stare a processo, ma il punto da stabilire è se fosse o meno capace di volere nel momento in cui è compiuto l'efferato delitto. Noi siamo convinti anche sulla base di quello che è emerso dagli atti fino adesso che nel momento del fatto, soprattutto nel momento del fatto, l'imputato fosse assolutamente capace, lucido, che abbia programmato nei minimi dettagli quanto è successo, lo ha detto anche lui. Quindi noi siamo convinti e vogliamo arrivare fino in fondo di questa faccenda per dire una parola definitiva sulla capacità di questo soggetto. Il pubblico ministero ha chiesto anche una superperizia che metta un punto definitivo sulle condizioni di salute mentale di Biscaro, perizia che per la difesa dovrà essere condizionata prima dalla valutazione eseguita dal primario della struttura di Nogara. Il processo è stato quindi aggiornato a giovedì 1 giugno, dove verranno ascoltati tutti i consulenti che hanno esaminato il 37enne in contraddittorio. Biscaro, secondo i sanitari della casa di cura giudiziaria, sarebbe affetto da un disturbo della personalità con spettro schizoide e paranoide. In aula anche la famiglia di Elisa. Genitori provatissimi, come potete immaginare, vederlo lì libero, senza le guardie, non ristretto in nessun carcere, per quanto si parli di misura di sicurezza, in realtà è poco più che un ospedale, con tutte le caratteristiche tristi di queste strutture, ma in realtà è una persona in questo momento serena, tranquilla.